Infinitamente piccolo e infinitamente grande, questo è il titolo del libro che verrà presentato domani 20:45 a Teatro Giovanni da Udine. L'autore Mauro Ferrari, scienziato, imprenditore, e l'abbiamo qui vicino a noi. Buonasera. Ma buonasera, tante grazie per questo invito, che onore, che piacere. È un onore tutto per noi. Allora, è un po' una scoperta, posso usare questa parola, visto che ha a che Prego. fare con tutta la sua vita, una scoperta anche per me poterla intervistare. E volevamo presentare questo libro bellissimo e volevamo sapere, magari una domanda un po' banale all'inizio, ma da che cosa nasce questo libro? Qual è la sua genesi e soprattutto perché questo è il titolo? Beh, il titolo, cominciamo dal titolo. Intanto diciamo il libro è successo, mi ha scritto lui, è partito, a un certo punto era chiaro che c'erano delle cose che voleva dire, in qualche modo mi ha un po' sorpreso, stare nel periodo in cui avevo appena dato le dimissioni dall'incarico di Presidente del Consiglio europeo delle ricerche. Semplicemente era un momento di una pausa riflessiva in cui mi sono trovato a dovere, con piacere alla fine, pensare a perché faccio quello che faccio, perché faccio il mestiere che faccio e perché lo faccio come lo faccio. Ho cominciato a scrivere un paio di appunti, ho cominciato a grattare un pochino, sono venute fuori un po' di cose che hanno poi dato vita a altre cose e mi sono svegliato qualche mese dopo, erano state scritte 500-600 pagine che poi sono state ridotte a una serie di storie. Io non vorrei dare l'impressione che questo sia un saggio, non è un saggio, non è una biografia, non è un libro scientifico di sicuro, non so neanche se sia un libro, è una cosa così, è una cosa viva che viene dal cuore, è certamente una canzone d'amore per il Friuli, non c'è dubbio, e doveva partire da qui, perché questa è l'origine, questa è la base di tantissima parte della mia vita, questa è la cultura con la quale mi riconosco, quindi per me è stato importante essere qui a lanciarlo. Il titolo non era quello che ho proposto io, ho accettato molto volentieri il titolo che è stato proposto da chi ne sa molto più di me di queste cose. Peraltro l'abbiamo messo come titolo anche della puntata di oggi, magari l'abbiamo Benissimo. sbagliato. No, andava benissimo, sono molto contento del titolo, anche perché è infinitamente piccolo, come vedrà il lettore, è il mio cervello, infinitamente grande, credo che sia la missione, no, di cercare di dare una mano a chi ha bisogno di noi, che è l'unica cosa che conta nella vita, è parlare di scienza, parlare di nanomedicina, che è la ragione per cui si chiama infinitamente piccolo, almeno ufficialmente. È uno dei canali, un canale che pratico io da un po' di anni, insomma, per cercare di rendermi utile in qualche modo, ma il mio titolo originale era Bo, perché alla fine il libro, mentre si scriveva da solo passando per le mani, no? Mi portava sempre di più a chiedermi qual è il significato della vita. E se uno mi chiede cosa volete che ne sappia io, qual è il significato della vita, figuriamoci. Sono un povero nanotecnologo di campagna, no? Infatti io pensavo che infinitamente piccolo richiamasse proprio la nanotecnologia. Sì, credo che quella fosse la matrice, no? Ma se uno mi chiede il significato della vita, boh, cosa vuoi che ne sappia? Allora il boh era un po' quel riferimento. Potrebbe essere che il cosa. piccolo è la scienza, il grande è la vita. Credo che sia quello il messaggio che Mondadori ha saggiamente desiderato, credo, mandare con quel titolo lì. Che cosa parla esattamente? Ci ha detto ci sono tante storie, ma c'è un fil rouge? Sono tante storie, no? In realtà parla tanto di musica, parla tanto di sport, parla delle mie maratone, delle corse in montagna che faccio qui in Friuli, da altre parti. La maratona come metafora della lotta contro il cancro. È più facile farla raccontando di maratone vere, raccontando di tutte le brutte figure che ho fatto correndo in pantaloncini corti per le montagne, arrivando sempre ultimo, ma mille altre. C'è un capitolo che si chiama Figure di Mauro, perché non stiamo a tirarcela tanto, no? Vogliamo sia raccontare, sono stato bravo, ho fatto questo, ho fatto quello, non gliene frega niente a nessuno. L'unica cosa che è veramente importante per riuscire a fare cose importanti è farle per la ragione giusta e riuscire a non farsi fermare dalle sconfitte. È più importante stare attenti alle sconfitte che alle vittorie. Quando si vince, più spesso che no è per il caso, perché le stelle si sono allineate nel modo giusto, perché siamo nel posto giusto per fortuna, perché ci ha aiutato qualcuno. E poi quando si vince, andare a fare feste è facile, siamo capaci tutti. Il messaggio più complicato è cosa si fa quando si va al tappeto. I samurai dicono 7 volte giù al tappeto e 8 volte in piedi.
fortuna che mi sono dimenticato di contare, perché sono state certamente molto di più. C'è un capitolo che si chiama I miei 29 anni di fallimenti e di sconfitte, che racconta tutte le cose che abbiamo tentato di fare per riuscire a risolvere quello che è un problema fondamentale in medicina quest'oggi, come lo è sempre stato, che è quello del cancro metastatico, e come tutte le sconfitte che abbiamo dovuto affrontare nel cercare il farmaco che permettesse di guarire queste forme attualmente incurabili di cancro, come ognuna di queste sconfitte, se messa nel contesto giusto, poi in realtà abbia dato adito, abbia fatto nascere settori scientifici dai quali sono poi nate farmaci a dozzine, che sono poi stati utilizzati per essere utili a tanti pazienti, anche in altri settori, milioni e milioni di pazienti. Pensa ai vaccini, per esempio. Esatto, volevo proprio arrivare lì. Ecco. Ma la pandemia è una sconfitta, il vaccino è una vittoria? Allora, il vaccino, sconfitte, certamente ogni tragedia è una sconfitta, ogni tragedia, ce ne abbiamo viste così tante purtroppo con Covid, ogni tragedia è una sconfitta, non c'è dubbio. È anche un'occasione e un richiamo all'obbligo etico di imparare qualcosa da quella situazione per riuscire a fare meglio nel futuro. I vaccini sono uno strumento straordinariamente importante nella lotta contro Covid, contro le malattie infettive e contro molte altre malattie. Qui possiamo fare un capitolo a parte. E per i vaccini, quelli che si basano sull'RNA messaggero, la nanotecnologia è una componente essenziale. Per quei vaccini lì, non dico i nomi ma li sapete quali sono, delle varie aziende farmaceutiche, senza nanomedicina non potrebbero esistere. Quindi vedere 30 anni dopo i 30 anni di sconfitta in tante cose, che alcuni pezzi di quel mondo che abbiamo contribuito a far nascere 30 anni fa, in realtà sono stati utili perché danno questi strumenti contro questa pandemia e tante altre cose ancora, devo dire che riscalda il cuore e dà un senso di significato a tutta questa battaglia continua, questa mega maratona che dura tutta la vita. Proprio di mega maratona, quando vede tanti, io le chiedo un'impressione personale su due fatti. Uno, quando vede tanti virologi che esternano nelle trasmissioni, parlano, magari uno anche dice una cosa poi dice un'altra, e poi quando vede anche i Novax da una parte che vanno a protestare in piazza, quali sono i suoi sentimenti? Le chiedo come i sentimenti che lei prova più che altro, non come uomo di scienza, ma proprio i sentimenti. Io ho fiducia che fino a prova contraria ognuno si comporti in buona fede, parlando col cuore e agendo col cuore a seconda dei propri principi, criteri, filosofia personale alla quale tutti abbiamo certamente il nostro diritto. Probabilmente alcune delle cose a cui lei faceva riferimento magari sarebbero evitabili se ci fosse un processo di informazione più efficace. Questa cosa dei Novax, chiaramente vanno rispettate le opinioni che siano giuste o sbagliate, c'è il diritto d'opinione, è un paese libero, è così che funziona la democrazia naturalmente. Credo che una quantità enorme delle cose che vengono associate ai Novax siano basate su incomprensioni scientifiche, su errori scientifici, su mancanza di informazione che si sono poi un istante consolidate nel cuore di tante persone perché sono stati trattati da cittadini di serie B, da gente che non aveva neanche il diritto di esprimere i propri dubbi. Il problema è che la fiducia è l'unica cosa che permette di creare comunicazione reale e se il mondo della scienza si comporta, e se il mondo della politica si comporta in modi discutibili, come abbiamo visto in passato, e parlo anche del mondo della scienza di cui io faccio parte, certamente imperfetto in tantissimi modi e colpevole in tantissimi modi, non si crea la fiducia e se non c'è fiducia poi alla fine uno dice perché devo affrontare i rischi che possono essere associati in realtà o nella fantasia alla vaccinazione. Perché me lo dice quello lì e perché devo credere a quello lì? C'è anche un rammarico in quello che lei dice, magari anche quando lei si è dimesso dal Consiglio europeo della ricerca, in tutto questo discorso che lei sta facendo? Sì, allora c'è del rammarico, allora è stato un onore straordinario per me essere presidente di questo organismo che è bellissimo, ha un'importanza straordinaria del quale ho un rispetto enorme.
Però davanti alla crisi che stava arrivando questo tsunami di dolore, di tragedia, secondo me, essendo a capo di uno dei centri, una delle organizzazioni di ricerca principali al mondo, mi sembrava ragionevole dire: ragazzi, non sappiamo bene cosa sia questa roba che sta arrivando, non lo sa nessuno, ma noi abbiamo tutti questi premi Nobel che finanziamo, tutti questi bravissimi scienziati in giro per il mondo, tiriamoci sulle maniche e inventiamoci qualcosa. Il Consiglio ha deciso, e non era potere mio, non sono neodittatore, il Consiglio ha deciso che non voleva mettere niente delle proprie risorse mirate sul Covid, e lì mi sono sentito fuori posto, ho detto: ragazzi, mi dispiace, secondo me capisco le ragioni della scienza per la scienza, della scienza creata dagli scienziati per visioni loro, che nasce bottom up, come si dice. Però secondo me quando la casa è in fiamme, tiriamo su, prendiamo secchio, se non abbiamo un secchio prendiamo un bicchiere. Che si sarebbe potuto evitare quello che è successo? Si poteva fare, io credo, molto meglio. Ho scritto, secondo me, cosa andava fatto, l'ho reso pubblico, non è stato trovato di interesse, ho detto: va bene, vi rispetto nelle vostre scelte, vi auguro il miglior successo e fortuna possibile, e io me ne torno a fare quello che ho fatto tutta la vita, che è quello di fare farmaci nuovi e portarli in clinica. Poi si è verificato quello che è successo? I documenti sono pubblici e lascerò a ognuno la facoltà di leggere e di decidere. Le proposte fatte allora sono proposte che secondo me sono ancora praticamente da mettere, da realizzare, perché in realtà non è cambiato moltissimo su come affrontiamo le crisi di salute pubblica in questo punto, e 2 anni dopo uno dice: come mai? Torniamo a vedere cosa non è andato bene, magari inventiamo qualcosa. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi torneremo a parlare del libro. Ma mi deve spiegare ancora tutto il senso di questo libro, e poi cosa farà, con magari piacere. con gli introiti che ci saranno, perché insomma, ha pensato insomma che... Sì, mia zia ha detto che ne compra uno. Ah, ok. Magari ne trovo anche un altro, mamma 2, sono già 3. 2. Pubblicità. Con molto piacere, grazie. Bentornati con Screenshot, leggete dal titolo infinitamente piccolo, infinitamente grande, un titolo non a caso perché anche il libro, vi facciamo vedere questo volume, eccolo qua, grazie a Tiziano Campigotto, di Mauro Ferrari, e allora ve lo faccio vedere. Mauro Ferrari, che è qui vicino a me, scienziato, imprenditore. Per questa seconda parte di Screenshot abbiamo parlato un po' anche del libro nella prima parte. Che cosa farà di questo libro? Io sono un acquirente, sua zia 4, pure, siete in 4. La mamma ne prende 2, sono già 4 venduti, benissimo. Allora non c'è scopo di lucro da parte mia in questo libro. Tutti, se ci saranno dei proventi da questo libro, verranno messi in beneficenza, e creeremo una struttura che permetterà di fare questo. E la parte fondamentale di questo meccanismo di beneficenza è che non decido io su cosa fare beneficenza. In realtà, come cominceremo a fare da domani al Teatro Giovanni da Udine quando lanciamo il libro, da sabato sera ore 20:45, chiederò al pubblico, sia del libro che dei vari eventi che ci accompagneranno al libro, cosa interessa, di presentarci delle proposte su cosa fare, che può essere un settore medico, ma il settore dell'impegno sociale, in 1000 altri modi, non lo so cosa vuole che ne sappia io, no? Quindi raccoglieremo delle proposte e ci renderemo disponibili a aiutare a ottenere questi obiettivi benefici con le risorse che vengono dal libro, se ne verranno, e in altri modi che poi troveremo. Allora il tema, il fil rouge del libro, fondamentalmente, a parte il concetto di cosa volete che ne sappia io della vita, del significato della vita, io ho scoperto nella mia esistenza, senza voler dire niente a nessuno, poi ognuno si sceglie la sua, che non ho niente da insegnare, e ho scoperto che l'unica cosa che dà un senso di soddisfazione, che dà un senso di significato, di profondità nella nostra esistenza, è di metterci al servizio di chi soffre e cercare di fare il più possibile per dare una mano. È molto difficile, naturalmente, in ogni sua cosa, perché sono sconfitte dopo sconfitte dopo sconfitte, e io trovo che l'energia che viene dai propri dolori personali sia veramente inesauribile. Nel bene e nel male questa è un po' la realtà. Quindi se dovessi dire
un'ipotesi di significato della vita, che poi ognuno può scegliere o rifiutare come vuole, è trasformare i propri dolori in cose utili per altri, di chi ha bisogno di noi, usando quegli strumenti che abbiamo, ognuno ha i suoi. A me viene abbastanza bene qualche volta fare lo scienziato e l'imprenditore, ma si può fare in 1000 modi diversi, tutti ugualmente importanti. E questo è un po', io trovo che è una cosa che permette di avere un po' di sollievo, no? Dalle inquietudini su cosa stiamo qui a fare sul pianeta. Questo uno può farlo in maniera religiosa, venendo da una matrice cattolica, io sono un cattolicone incorreggibile, insomma, no? Ma da altre fedi, religioni, in maniera laica, filosofica, militari, metà prezzo, non importa. Arrivare a quel punto lì dà della serenità al cuore, mentre tutto il resto, il successo, le storie, le cose di qua e di là, diventa rapidamente noioso. Dopo la prima, seconda, terza, dopo un po', è come queste caramelle buonissime che mi piacevano da bambino, questi bonbon magnifici, dolcissimi, ne mangi uno, ti senti arrivato, mangi due, alla terza ti viene la nausea. Invece, se si tratta di fare attività benefiche, la nausea non viene mai. Questo allora, è il più nausea quando le leggo il suo curriculum, che leggo che è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Biomedica nell'Ohio, Houston, ha lavorato, Seattle, tante storie. aziende, Gli interessa di farmaci. più fare il sassofonista? Perché dovete sapere che è un sassofonista, no? Anche. Sono sax e canto, e sono straordinariamente incapace in tutti e due. Una cosa che ho imparato correndo le maratone, dove arrivo sempre ultimo, e facendo la maratona UNESCO qui in Friuli, che ho fatto domani. 10 domani canto, certo, come no? Preparatevi! E ho scoperto che è un modo per dichiarare il proprio amore. Mi dicevano, perché corri le maratone? No? E io dicevo, guarda, perché io amo così tanto il Friuli che non voglio che nessun friulano arrivi ultimo alla maratona a casa sua, e lì ci penso io, ragazzi. E ho scoperto che nella musica, sia col cantare che col sassofono, il mio ruolo è più o meno lo stesso, ma alla fine io sto pensando, no? Come lei ben sa, se siamo a camminare per strada e arriva uno che canta a voce alta, no? Che canticchia per strada sul marciapiede, ci sembra un istantino strano e ci viene da dire, chissà questo chi è, come fa, e ci guardiamo con sospetto. Ma alla fine questo tipo di rapporto impedisce anche a noi, nei momenti in cui ci sentiamo di cantare per strada, e mi viene da pensare che forse un mondo in cui se a lei viene voglia di cantare mentre ci attraversiamo e ci incontriamo, magari mi fa piacere, e se io mi permetto di non guardarla distorto se si mette a cantare, magari permetto anche a me stesso di avere momenti in cui mi posso mettere a cantare da solo, e il mondo diventa un istantino più allegro. E allora non mi dispiace fare brutte figure in pubblico, le mie figure di il suo vero lato. le faccio perché fa vedere le proprie debolezze, così si toglie una maschera. Bravissimo, e così si creano in tanti modi quelle fiducie che mancava in quel che poi quel permettono rapporto. di superare. Bravissimo. Senta, Se mi vedi che non mi vergogno quando faccio figuracce, no, assolutamente. magari poi fa mi parte credi di tutti più noi. quando ti dico le cose scientifiche. Fa parte di tutti noi. A proposito di cose scientifiche, ma per diventare dei grandi scienziati bisogna proprio andare all'estero? Ma bisognerebbe chiedere ai grandi tutta scienziati. Per diventare degli scienziati. Allora, ci sono grandi Lei ha fatto scienziati. 40 anni, no, che è all'estero? 40 anni, 39 Giusto. negli Stati Uniti. Ho avuto dei momenti buoni, delle cose che sono andate bene, altre peggio. Sono certamente molto contento delle opportunità che ho avuto, delle persone con le quali ho potuto lavorare, delle cose che ho potuto vedere, e racconto tante storie di persone che ammiro. Tutto quello che è scritto nel libro è tutto positivo. Parlo di persone che mi hanno colpito, di eventi, di quando mi è scoppiata l'astronave nello spazio, con gli esperimenti. Ci sono tante storie che spero siano un istantino anche divertenti, ma soprattutto parlo soltanto di persone che in maniera positiva che mi hanno riempito il cuore in tanti modi, nella scienza e in altro modo, con la musica, con il loro impegno nel sociale, eccetera, eccetera. Per tornare alla sua domanda di prima, ci sono eccellenti scienziati in Italia, straordinariamente capaci, che hanno scelto di fare l'intera carriera o gran parte della carriera in Italia, sono stati bravissimi, continuano ad essere bravissimi. L'unica cosa che mi dispiace è che hanno delle risorse veramente limitate, perché l'Italia da sempre
investe pochissimo nella ricerca come percentuale del prodotto nazionale lordo, siamo gli ultimi tra i paesi principali del mondo da sempre. E questo mi dispiace per tante persone che ci tengono a fare il proprio lavoro nella scienza nel modo migliore possibile, avere delle risorse adeguate o maggiori possibili chiaramente è una sorgente di attrazione ed è per quello che tanta gente se ne va. Senta, che consiglio dai ai giovani? Seguire il cuore, sempre quello, il consiglio è uno solo. Non seguire i consigli di nessuno, in particolare i miei, no? Fai quello che ti dice il cuore, cerca di essere onesto con te stesso o con te stessa, grattati dentro, questo libro fa esattamente quella cosa lì. Mi sono grattato dentro il più possibile e ho messo, come quando faccio brutta figura nel cantare, ho messo sul tavolo quello che ho trovato senza filtri, perché mi ha permesso di capire perché faccio la scienza che faccio e perché la faccio nel modo in cui la faccio. Se uno riesce, in particolare da giovane, a scoprire questi meccanismi interni, cosa ti dice la pancia, cosa ti dicono le emozioni, perché il cuore ti si illumina in certi momenti invece in altri no, se riesci a capire questo, poi ti scegli la strada che ti permette di stare in quello spazio in cui ti illumini, vai e fallo, non mi importa dove, è lì che avrai risultati migliori, che si misurano solo e soltanto sull'impatto benefico che hai sulle persone intorno a te. Aggiungo, far capire che cosa dice la pancia, ma non far parlare la pancia, come fanno qualche politico qualche volta. Io non so cosa vuoi che sia. Della politica non mi interessa niente. Sono un nanotecnologo di campagna. Dimmi? Non mi interessa niente della politica? La guardo ogni tanto, a me personalmente come carriera certamente no, grazie. L'ho visto in Europa, queste cose in Europa dopo 40 anni in America. L'avrà chiesto qualcuno? Ma mi ha chiesto qualcuno e sono molto onorato e ringrazio, ma non ho nessunissima intenzione mai stare la persona sbagliata nel posto sbagliato. Se mai mi vedete che dico, ma può essere che mi interessi, prendetemi a calci negli stinchi perché me lo merito, sarei il peggior politico della storia. Senta, ma lei rimarrà in Friuli un po'? Adesso sono qua 6 settimane. Non vuole fermarsi di nuovo più a lungo? Di quelle 6 settimane? Io sono, come dico, 40 anni che sto in America. Questi ultimi 20 anni sono venuto in Friuli in media una volta al mese. C'ho la mamma qua, c'ho i fratelli, gran parte del mio cuore sta qui, un pezzo è importantissimo del mio cuore sta qui, quindi ci sono sempre. Ma tante volte mi viene da pensare che per portare qualcosa, no, al Friuli, alle genti friulane che tanto amo, il fatto che abbia delle basi di là dell'oceano qualche volta è più utile a fare esattamente quello. Più cose in Friuli vengono importando cose dal di fuori. Meglio il Friuli o l'America? Sa che si gioca a qualche parte delle vendite dei libri, no? Da qui le prossime ore. Meglio il Friuli e l'America, ha detto bene, tutte e due. Grazie mille Ferrari, io le faccio in bocca al lupo per domani sera. Conto sul che compra il libro, siamo sì, già a 4. Ormai l'ho se detto, poi ne vendiamo 3 so già da chi andare. Sì, esatto, va bene. Mi sono giocato tutto. Grazie mille. Tutto, tante grazie. Grazie mille. Grazie a tutti, Forza Friuli. Benissimo, questo messaggio non posso dire altro io. Grazie, arrivederci, ci vediamo prossima settimana con Screenshot. Mi segue anche lei su YouTube. Ci sono sempre. Ok, perfetto. Grazie, Molte arrivederci. cose.